Ben ritrovati a tutti i tifosi rossoblu. Trasmettiamo in diretta la partita Lanusei-Torres. Teniamo il fischio dell'arbitro per il secondo tempo. Ricordiamo Lanusei in vantaggio per 2-0. Le reti di Enciu e Papini al primo tempo. Riparte la gara. Adesso Andriolo per Solinas. Solinas perde palla, recupera Pisano di nuovo, recupera Senepape. Solinas difende la sfera, indietro per Andriolo che spazza. Di Maio la rimette in mezzo. Caudio perde palla, Fideli indietro per Casu, Fayet, Zavatto nuovamente per Fayet. Zavatto pressato, Zavatto si libera bene, palla di nuovo per Fayet, a sinistra tutta per Casu che sbaglia lo stop e fallo laterale per il Lanusei. Adesso viene fischiato un calcio di punizione per il Lanusei all'altezza di centrocampo. Batte in questo momento il Lanusei, palla dall'altra parte per Contu. Contu salta su Lina, si accentra, adesso Caudio prova a mettere di nuovo il pallone in mezzo, a cercare Papini. Adesso abbatte, prova a uscire la Torres, recupera Senepape, Solinas. Viene atterrato Solinas, sarà calcio di punizione a favore della Torres all'altezza del centrocampo. Adesso Solinas sulla palla. Cross in mezzo, troppo basso, libera la difesa della Lanusei. Palla adesso per Cadi, gran recupero di Casu che mette in fallo laterale. Adesso Zavatto di testa libera palla Solinas, prova ad andarsene, va a recuperare Pisano pressato da Senepape in maniera fallosa, punizione per il Lanusei. Cadi, lancio lungo, bello il taglio di Papini, prova il tocco sotto, palla che esce di poco sopra la traversa. Bella questa azione della Lanusei. Cadi vede il taglio di Papini che entra in area di rigore, rimbalzo, prova il tocco sotto, il numero 11 e palla di poco alta sopra la traversa. Adesso è rimessa dal fondo per la Torres, batte Pinna, Muncili non ci arriva, adesso Enciu si porta il pallone fuori. Andrea Sofian. Adesso Caudio se ne va via da tre avversari, poi palla per Enciu, arriva sul fondo, cross in mezzo, Fayet libera, palla adesso torna a Bonu, cross in mezzo per la girata di Perez, sporcata dall'intervento di Andriolo e parata di Pinna. Ancora il Lanusei in avanti, Perez lancio per Cadi, Andriolo in vantaggio, appoggio per Pinna, lancio lungo ed è fallo laterale per la Torres.
Andriolo, testa di Florenzianes per Mucili, recupera Di Maio che lancia lungo, abbatte, stop e girata al volo a cercare Fideli che viene spinto da Rizzo, l'arbitro non vede ancora, adesso sì, e fischia una punizione per la Torres. Florenziane sul pallone. Occhio a Ricchi! Andiamo. Batte Florenzianes, punizione attesa. C'è la rete! Rete di Florenzianes. Rete di Florenzianes di punizione. Saremo sui 35 metri. Gran punizione di Florenzianes che indovina l'angolino e accorcia le distanze. Quando siamo al 50°, 2-1. Angolo basso sinistro. Alla destra del portiere. Dai così. Vogliamo la reazione adesso. Abbatte Zavato, Fayet. E Giampier. Fayet cerca e trova Fideli che però viene pressato. Sì. Recupera palla Fideli. Scarica però. Scarica adesso per Senepape. Senepape è bello il numero di Senepape che libera Fideli sulla sinistra. Ancora Fideli. Fideli allarga per Mucili, cross in mezzo. Solinas stoppa, Solinas in area. Appoggia. C'è una punizione quasi dal limite. Solinas si guadagna una punizione da ottima posizione. 51°. Allora, la punizione del fallo su Fideli non mi è Sul pallone c'è Solinas e Florenzianes. No, una papera, no. Penso batterà Non ha fatto una papera. il numero 11 rossoblu. Fischio dell'arbitro. Parte Florenzianes, palla che scavalca la barriera ed esce di poco sopra la traversa. No. 52esimo. 52? Sì, Ah, sì. 53 da. Adesso se ne Pape di testa. Ancora batte. Lancio lungo adesso di Pisanu a liberare. Andriolo arriva prima di tutti. Libera. Pisanu recupera palla per Claudio che fa il velo, bello, per Bonu che non arriva sul pallone. La palla era già fuori, rimessa laterale per la Torres. Adesso butta questa palla Perez, arriva il primo cambio della gara. Il Lanusei sostituisce il
sostituisce il numero 7 Perez Primo cambio nelle file del con il numero 13 con la maglia numero 7 Obroiescu. esce Jonathan Perez, entra con la maglia numero 13 Sorin Obroiescu. Decimo. Al 54esimo. Al decimo. Ha voluto... Ha messo uno in più in difesa. O sta male Perez? No, gioca c'era centrocampo Sorin, che Ah? difesa. Gioca Ma non ho mai centrocampo. provato a centrocampo. Sì, come no? E quando? Con l'Aquila? Sì, esatto. Ma è lento, È troppo lento. No. Adesso rimessa dal fondo per la Torres. Rimessa dal fondo, batte Pinna. Lancio lungo a testa di Senepappe. Non ci arriva però Caudio. Ancora Caudio per Cadi, che viene chiuso Andriolo. Bel lancio adesso per Pappini e gran chiusura di Pinna. Gran chiusura di Pinna sul tiro di Pappini in area di rigore. Sarà calcio d'angolo. Grandissimo Pinna. Quarto a corner. Quinto. No, quarto. 4 a 3. Angolo battuto, troppo lungo, ma c'è anche un fallo in attacco, quindi punizione per la Torres. Chi l'ha lanciato Pappini, Andrea? Adesso gliel'ha data a Sorin. O Proiescu gliel'ha dato. Adesso Enciu a sponda col petto per Cadi. Cadi se ne va sulla sinistra. Cadi si appoggia indietro per Contu. Retropassaggio rischioso per Di Maio che riesce a salvare. Pappini adesso allarga per Caudio, prova a metterla in mezzo. Chiude Fayet. Bonu indietro per Pisanu che prova il destro, ci arriva Pinna. Andriolo, bella la parata di Pinna. Andriolo adesso guadagna una rimessa dal fondo. Cambio nella Torres. Sta entrando il 16. Adesso arriva sostituzione anche per la Torres. Entra Fantasia al posto di... Chi sta uscendo? Doppio cambio per la Torres. Entra Fantasia ed esce Solinas. Bisogno per Abate. Esce Solinas. Sì, Solinas. sì. Esce Solinas ed entra con il numero 16 Fantasia. Finito. 57esimo. Poi 17. E come- Ah sì, 50. esce il 5 entra il 17, giusto? Secondo cambio nella Torres con la maglia numero 5 esce Abate, entra con la maglia numero 17 Bisogno. Ci sono, a posto. Come vuoi. Io ho messo 57. No, è 59. Sì, sì, sì. 59. L'altro era invece? Al posto di Abate. Ok, grazie. Se ne Pappe. Palla dentro per Florenziano, schiuso. Recupera Pisanu. Lancio lungo per Enciu. Stop del numero 9. Chiude Fayet. In fallo laterale.
Adesso Bisogno prova a lanciare Fantasia, non filtra il pallone, Zavato di testa, prova a allungare per Fideli ma ci arriva Caudio. Fideli recupera il pallone, grande così, indietro per Casu, indietro adesso di nuovo per Fai e fischia l'arbitro, giallo per Caudio. Fideli aveva già scaricato il pallone, l'intervento è in ritardo di Caudio ed è giallo per lui. Giallo Fidele? Sì. No, Caudio. Ok. Punizione per la Torres, batte Casu a cercare Fideli, Caudio di testa, mette in fallo laterale. Marco, la Juve con chi gioca, non lo sai? Fischiata adesso un fallo di mano di Florenzianez. Si riprenderà con un calcio di punizione a favore dell'Anusei. Di Maio, pressato da Florenzianes, lancio lungo di Di Maio, chiude Zavato di testa, Bisogno, allunga Muccili di... adesso Fantasia sulla destra, 1-2 con Florenzianes, ancora Fantasia, la palla non esce, arriva sul fondo, palla in mezzo di Fantasia, Rizzo butta fuori. Sono scontrati. Ora, quarto angolo Torres. Angolo per la Torres. Buona l'iniziativa di Fantasia. Non era uscito. 17. Florenzianes sul pallone. Sì, France. Ce l'ho la radio, perfetto. Grazie. Parte Florenzianes, cross in mezzo, testa a liberare la difesa e la Nusei, rimette la palla in mezzo, Fideli non è in fuorigioco, invece sì, fuorigioco di rientro di Fideli. Adesso prova a ripartire la Nusei. Bonu indietro per Rizzo. Ancora Bonu. Pisanu. Lancio lungo a cercare Papini che ci arriva. Mette una palla in mezzo. Filtra. Fantasia. La recupera. Bisogno. Lancio a cercare Muccili. Di Maio si rifugia in fallo laterale. Muravena in vantaggio. Sì. E Sandriolo per Fantasia. Fantasia sulla destra, se ne va via. Chiude bene Contu. Guadagna una rimessa dal fondo il Lanusei. Soffre. Rimessa dal fondo di La Ferrara. Adesso Cadi guadagna una rimessa laterale. Affidata a Contu. Adesso Bisogno recupera palla.
Florenziani di testa, appoggia per Mucili, se ne Pape, Bisogno, ancora se ne Pape, nuovamente per Bisogno, che viene chiuso da Enciu che recupera palla, poi scivola Pappili, è in scivolata Bisogno, prova ad allontanare, recupera ancora il Lanusei con Bonu sulla destra, chiuso il raddoppio di Fideli che recupera palla in maniera fallosa per l'arbitro, fallo per il Lanusei. Punizione per il Lanusei sulla destra, sulla palla c'è Cadi, fischio dell'arbitro, parte Cadi, cross in mezzo sul secondo, sponda di testa di Di Maio e c'è il terzo gol del Lanusei, incredibile. Cadi ha messo in mezzo un pallone sul secondo palo, sponda di testa di Di Maio, c'è stato poi un tocco e la palla è arrivata a Enciu che è tutto solo, completamente solo davanti alla porta, non se l'aspettava nemmeno lui, l'ha messa in rete. Adesso Fideli e Casu si lamentano col guardalinee per un presunto fuorigioco. 3-1 e Lanusei. Sì, grazie Roberto, proprio 30 secondi e il Lanusei ha raggiunto la terza rete, stavolta su un calcio di punizione di Sofian Cadi, è staccato di testa Rizzo, poi la palla è arrivata nei piedi di Marco Enciu che ha segnato per lui quest'oggi la seconda doppietta. Lanusei che sta gestendo questo vantaggio, ma Torres pericolosa dopo 6 minuti della ripresa con una grande punizione. Adesso Bisogno numero 11, Carlos Florientes, prova a liberarsi di due uomini, non del terzo, Pisanu recupera palla, l'estremo difensore della Lanusei, Caudio non si è fatto per pronto. Papini, ancora per Caudio, esce Pinna a proteggere il pallone. Difensore della Torres, veterano della Torres, ma anche del calcio che conta a livello regionale. C'è da notare che il mister Ervatin ha effettuato solo una sostituzione nelle file della Lanusei, è uscito al 10° minuto del secondo tempo Perez per entrare al suo posto il numero 13 Oproiescu, mentre invece il relatore Adesso Zavato, è uscito il numero 7 lancio lungo a cercare Fantasia, troppo corto, ci arriva di testa, altro cambio, è uscito il numero 5 Abate, è entrato ci il arriva numero di 17, testa a Conti. Adesso c'è uno scontro di gioco, ammonito Fantasia per un duro intervento su Di Maio. A me sembra un po' dubbio questa decisione. Il numero 16 Fantasia, ok, appena entrato viene ammonito. Comunque un bel Lanusei che ovviamente in questi ultimi 20 minuti, salvo il recupero, deve cercare di gestire il vantaggio, ma ovviamente la Torres ovviamente non è una squadra sorniona. La Torres intanto al 67esimo viene ammonito anche Fantasia. Calcio di punizione per i locali, se ne occupa di batterla il centrale difensivo bianco-rosso-verde Alessandro Di Maio. Allora parte Di Maio, lancio lungo, adesso Cadi, Zavato di testa, se ne Pape per Fayet, lancio lungo a cercare Mucili, ci arriva Rizzo sempre di testa. Florenziani adesso va in pressing su Conti che prova a lanciare lungo, adesso Andriolo per Pinna, ma c'era un fuorigioco, interviene sulla palla, ma interviene anche il direttore di gara a fischiare un offside
a carico del giocatore della Lanusei bianco-rosso-verde. Secondo tempo ovviamente scoppiettante in questo importante match, ricordiamo per Zavato, lancio lungo per Fideli, si butta a terra Rizzo non è stato e viene fischiato a fallo, ma non è possibile. ai residenti della provincia di Sassari, e questo ci dispiace perché anche in questa stagione la Lanusei non abbiamo mai visto gremita la tribuna ospiti. Il pubblico di Asterri invece ha risposto sempre alla grande, sempre puntuale, considerando anche del fatto che domenica prossima la Lanusei riposerà come tutta quanta la Serie D. Adesso Rizzo, lancio lungo a cercare Enciù di testa, Zavato chiude bene, lancio lungo per Florenzianes, anticipato da Di Maio di testa, sbaglia adesso l'aggancio Andriolo, Enciù, numero su Andriolo, Enciù, serve libera Cadi, palla in mezzo e Pinna ci arriva, Pinna fa su il pallone, riparte adesso la Torres con Fideli. Siamo sulla sinistra, Fideli esterno a cercare Mucili, brutto il passaggio, chiuso, Caudio per Bonu sulla destra, ancora Bonu, chiuso da due avversari, butta il pallone, rimessa dal fondo per la Torres. Considerato che è stata omologata la gara Latte Dolce e Foligno, il Latte Dolce ha vinto il ricorso, quindi il Latte Dolce aveva un punto in meno rispetto alla Lanusei. In virtù però della gara di ieri il Latte Dolce ha perso con la Lamorese per 0-1. Intanto mi arriva poi il risultato che ci può interessare sempre adesso della Serie D, il Muravera rimessa dal fondo di Pinna lunga, se ne Pape non ci arriva adesso Pappini, molto importante. Amministra la palla però il Lanusei adesso Pisano, che Cadi, la palla da sotterra per Cadi, c'è l'inserimento sulla sinistra di Contuma, chiude bene Bisogno. La Torres a mandare la palla in fallo laterale, mentre il mister della Torres Pasculi sta arriva il terzo e ultimo cambio per la Torres, esce Mucili 28 minuti di gioco della ripresa, Lanusei 3, Torres 1 ed entra a Moscato. Allora chi è uscito? A Moscato esce 28, quindi sono... Allora è entrato il Siamo al 19 ed è uscito? 73esimo, Ok, 9, grazie. esce 27esimo, Mucili 28 secondo tempo. ed entra Il gol di a Enciu Moscato per la il terzo Torres. gol l'hanno fatto al 23. Il terzo gol 23esimo è messo, intero in diretta. 22esimo. 22, ok, grazie. Adesso punizione per il Lanusei, sulla palla c'è Cadi, palla in mezzo, tesa, filtra la palla, Corner? sarà rimessa dal fondo, non la tocca nessuno. 4-4 il corner, sempre. 4 per il Lanusei, 4 per la Torres. Il centesimo. Aspettiamo la battuta di Pinna, rimessa al fondo di Pinna, 4-2-4. corto, Enciù fa sul pallone, Papini per Cadi per Pisano che allarga tutto a destra per Caudio, arriva sul fondo, cross in mezzo, ci arriva Pinna con le mani, rilancio subito lungo a cercare nuova entrata Moscato, retropassaggio, essa Moscato ha provato ad arrivarci in scivolata, ma non tocca neanche la Ferrara che si butta a terra. Adesso fa un po' di sceneggiate e arriva il giallo per Moscato. A Moscato, a Molino. Moscato? A Moscato. A Moscato, ok. Moscato al 30esimo.
Siamo al 30esimo. Intanto il Lanusei si prepara per un cambio. Celiani. Sì, aspetta. Sta entrando Celiani, sta facendo uscire Pappini. Lo fa dopo. Preparati, Celiani e Pappini. 14, entra il 14, esce l'11. Punizione per il Lanusei. Asienista. Parte la Ferrara, lancio lungo, se ne proprio di Fare testa. anche tu. Florenzianes non ci arriva. Fare tutto il giro, i cancelli gialli sono chiusi. Adesso Contu prova a lanciare, Pappini non ci arriva. Adesso Bisogno conquista un calcio di punizione. Cambio. Arriva adesso il cambio del Lanusei, Lanusei. come potete sentire. Un grande applauso per lui. Con la maglia numero 11 esce Tommaso Papini. Entra con la maglia numero 14 Andrea Celiani. Al 76esimo esce Pappini ed entra Ciriani per il Lanusei. Adesso Di Maio per Rizzo che lascia scorrere per Bonu, lancio lungo, Fagli adesso viene chiuso da 2, punizione per la Torres. Cos'era? Sport 2? Sport 2? No, premio sport 2. Adesso Bisogno chiuso e recupera palla il Lanusei con Pisano per Cadi che serve di prima. Enciu sulla destra, prova ad andarsene via, se ne va via con una serie di rimpalli fortunati Enciu e guadagna un fallo laterale. Adesso batte il Lanusei, Cadi prova a metterla in mezzo, libera, fantasia, palla nuovamente alla Lanusei per Contu, Contu Pisano, Pisano indietro per Rizzo, sale Rizzo, lancio lungo, cerca e trova Bonu, Bonu sulla destra, ancora Bonu e palla in out, rimessa dal fondo per la Torres. Quando siamo al 79esimo batte Pinna, adesso Casu di testa Fideli prova a allungarla a cercare Florenzianes, pallone non filtra, libera il centrocampo della Lanusei e rimessa laterale a favore della Torres.
Senepape si gira bene adesso, Senepape, palla a Casu. Adesso serie di rimpalli, Fayet la butta in avanti. C'è un rimessa laterale per il Lanusei affidata a Bonu. Sta scorrendo, 36esimo. Adesso Senepape prova a lanciare lungo Florenzianes, anticipato da Rizzo. Per l'arbitro c'è un fallo in attacco da parte di Florenzianes sul Rizzo. Punizione per il Lanusei. Sul servito in area Enciu, Fayet, c'era un fuorigioco da parte di Enciu. Adesso Senepape prova a lanciare Fideli di testa, prova a prolungare per Amoscato, ma viene anticipato da Rizzo che mette in fallo laterale. Il pareggio, una Torres abbastanza sorniona nel primo tempo, mentre invece Adesso fallo a centrocampo di la sconfitta di Celiani su Bisogno. contro lo Stiamare, Fideli batte Senepape, Fideli determinata e organizzata. Fideli prova a metterla in mezzo per Florenzianes. Adesso recupera da fuori Bisogno che viene messa a terra e guadagna un calcio di punizione. Gli applausi del pubblico. Fallo di Cadi. C'è un'azione d'attacco della Torres con Bravo Bisogno a guadagnarsi questi calci di punizione. che Siamo più o meno nella stessa zona dove Florenzianes ha punito 35 metri. il Lanusei. La posizione quando il numero 11 Carlos Florenzianes ha segnato un gran gol su punizione, ovviamente la seguiamo in diretta. Punizione pericolosa e sicuramente un tiro in Adesso conta i passi l'arbitro. La Ferrara dispone 4 compagni. Florenzianes prende la rincorsa. In barriera quando il cronometro scorre. Siamo giunti quasi al 38esimo ovviamente del secondo tempo. Seguiamo questo calcio di punizioni in diretta, va a batterlo ovviamente il giocatore della Torres, che sicuramente calcerà direttamente in porta. Attenzione, parte Florenzianes, tiro secco e parata coi pugni di La Ferrara e poi sul rimpallo prova ad arrivarci Senepape ma non c'entra la porta. Pape Senna che però non riesce a inquadrare lo specchio della porta. Rimessa dal fondo per Occasione per la Torres. Si preoccupa della battuta Riccardo La Ferrara. Bella la punizione di Florenzianes, coi pugni ci arriva La Ferrara, sulla ribattuta però Senepape non riesce a finalizzare, manda alto. Che serve la palla all'indirizzo di Sorin Braiescu quest'oggi in versione con ruolo da centrocampista anziché da centrale difensivo. Il Lanusei guadagna metri e spazio e usufruisce di un calcio di punizione. Siamo all'82esimo. Adesso punizione per il Lanusei al centrocampo, batte Pisano, lancio lungo a cercare Caudio, non ci arriva, adesso Senepape se ne va via sulla sinistra, prova a ripartire la Torres, ancora Senepape al centro per Florenzianes che allarga benissimo per Fantasia sulla destra, Fantasia entra in aria, Fantasia prova a raggiungere il fondo, prova a metterla in mezzo, ribattuta, c'è Andriolo, prova Andriolo se ne va sul fondo si porta con sé il pallone fuori e rimessa dal fondo per il Lanusei. Ma la palla però è andata a sfilare a fondo campo, rimessa dal fondo per il Lanusei. A questo punto minuto e punteggio, 39 minuti e 30 secondi del secondo tempo. Lanusei 3, Torres 1, linea a te Roberto. Adesso Zavato lascia rimbalzare, Fayet di testa, prova a allungarla, Andriolo chiuso da 2, ci arriva Andriolo, fallo in attacco di Enciu. Adesso viene ammonito giustamente Enciu che allontana il pallone. Ammonito chi? Ammonito Enciu. Minuto
minuto siamo, Andrea? Siamo al 40esimo preciso. 84esimo. Ammonito Enciu. 3 ammoniti per parte. Adesso batte pinna, lancio lungo, ci arriva Rizzo di testa. Punizione per il Lanusei per un fallo in attacco di Casu su Celiani. Batte in questo momento adesso il Lanusei, ci arriva Fayet, libera bisogno adesso, gamba attesa di Caudio, fischia l'arbitro, punizione per la Torres. Fideli di colpetto stoppa, si appoggia a Fayet, Fayet gira per Zavato, palla in mezzo, testa di Fideli, la palla rimane lì, destro di Fideli, la rete! C'è la rete di Fideli! 3-2, Fideli, destro, e c'è la rete. Dai così ragazzi, dai così. Quando siamo all'85esimo. Dai altri 5 minuti ragazzi, dai. 42? Sì. 41. 41 mi iniziate a 42, capito? No, si conta dopo che comincia... Dai così, dai così. Chi gliel'ha data? Inizia il 41, cioè adesso 42. Adesso Zavato libera, dai così, tutto in avanti. Recupera Caudio. Caudio se ne va sulla destra, tunnel su Casu, ma Fideli chiude benissimo. Grande Fideli. Casu per Amoscato, stop di Amoscato. Se ne stava andando via, buono Amoscato che guadagna un calcio di punizione e fa risalire la squadra, dai così. Fideli alla battuta, dai. Cross in mezzo, fuori, se ne Pape a lunga di testa, libera la difesa, recupera adesso Florenzianes. Florenzianes prova a darla a Bisogno, fallo laterale quando siamo nei pressi del calcio d'angolo. Bisogno si gira bene, prova a mettere la palla in mezzo, viene chiuso. Adesso Andriolo per Bisogno di nuovo per Andriolo, tiene la palla in campo, poi prova a crossarla un po' scordinato e la palla esce fuori, rimessa dal fondo per Allora mancano 2 più il recupero. il Lanusei. Chi è che l'ha fatta la cazzata lì? Quando sei andato Fidele? Chi l'ha fatta la cazzata? Non ha respinto. Secondo me la cazzata l'ha fatta o Bono o Di Maio. Ma adesso no, non è più rimessa dal fondo, c'è da ribattere, è un fallo laterale. Sì, sì. Fallo laterale per il Lanusei. Adesso punizione per la Torres, viene messa a terra Andriolo. Sul pallone c'è Florenzianes. Dai. Florenzianes sul pallone. Sono tutti al limite dell'area, rimangono indietro soltanto Casu e Andriolo. Dai. Ma Fideli ha segnato su assist di coso. Palla in mezzo Pape. sul secondo palo e termina fuori. Fidele ha sbagliato il difensore. Termina gliel'ha data fuori. Sì, ma praticamente. chi gliel'ha data? Rimessa dal Gliel'ha fondo. data il difensore nostro. Aspetta. O Bono o Rizzo era. Rimessa dal fondo per il Lanusei. Quanto c'è? 4 di recupero. Quanto? 4? 4 di Ok. recupero. 4 minuti di recupero.
Tanto come avete sentito saranno 4 i minuti di recupero. Adesso rimessa dal fondo battuta, Andriolo di testa per Fantasia sulla destra, Florenzianes, ancora Florenzianes per Zavato che la dà a Fantasia, entra in area Fantasia, Angolo. prova un tiro cross e guadagna un calcio d'angolo, dai ragazzi. Attenzione al calcio d'angolo affidato a Florenzianes. Intanto c'è un cambio, l'ultimo tra le file della Lanusei. Sta entrando Cavallaro. Entra col numero 19 Cavallaro. Ed esce mai fare il cambio. Ha sbagliato. Sofian. Entra Cavallaro Esce Cadi. ed esce Cadi. Cambio nelle file del Lanusei. Un applauso per lui. Con la maglia numero 10 esce Sofian Cadi. Entra con la maglia numero 19 Umberto Cavallaro. Come finisce la partita? Angolo per la Torres. Dalla bandierina va Florenzianes. Tutti dentro, dai. Cross in mezzo di Florenzianes, teso. Libera la difesa della Lanusei, Andriolo prova a scodellare nuovamente il pallone in mezzo. Rimessa laterale per la Torres, Florenzianes. Fideli prova ad andarsene via sulla bandierina, guadagna un'altra rimessa laterale. 2 minuti sono passati, ancora 2. Rimessa lunga di Fideli, palla dentro in mezzo, se ne va per provare ad arrivarci di testa. Palla fuori, c'è Andriolo che prova. Cosa ha provato? Un tiro da distanza impossibile, palla altissima. Guarda che ti ammonisce. Rimessa dal fondo per il Lanusei. Se ne Pape ci arriva prima di testa. Andriolo allarga per Fantasia. Fantasia per Fideli. L'ultimo minuto. Fideli chiuso da 3 uomini. Florenzianes guadagna un fallo laterale. La Torres, Fideli. Rimessa lunga, buttarla in mezzo. No, non così. Allontana la difesa della Lanusei. Palla a Pinna che da solo. Pinna prova a metterla di nuovo, nuovamente in mezzo. C'è Faia in mezzo. La palla filtra. C'era Casu ma viene anticipato dalla Ferrara, che ovviamente si sdraia adesso 3/4 d'ora in terra. Nuova munizione, altra munizione per Casu ed è rosso per lui. Prima il giallo? Sì. No, nel primo tempo l'ha ammonito. Sì, no, ma adesso... non era Adesso il giallo e il rosso. voglio dire. Casu al 49esimo. Finita. È finita. Daria? La Ferrara rimane ancora a terra. Si rialza adesso. Però stiamo perdendo 3-2. 4:44. Partita ormai conclusa. Cosa ha fatto ieri? Impossibile. Perché la Juve perdeva?
Cagliari perde 3-1. No, no. Batte adesso la punizione Lanusei, lancio lungo, faglie di testa, bisogno lascia rimbalzare la palla e finisce in questo momento, finisce qui Lanusei Torres, finisce 3-2, ma che cazzo è forza. Finisce qui 3-2. Gianluca Ermatini e al suo vice Mario Braga. Sotto. Facciamo l'applauso al nostro mister. Forza Di due gol. Ha provato a recuperare la partita la Torres col gol di Fideli. Non è arrivato purtroppo il gol del pareggio. E comunque sia, comunque vada, sempre solo forza Torres. Cuore sempre solo rosso-blu. Chiudiamo qua la diretta radio e ci risentiremo domenica prossima al Vannissana. Forza Torres.